Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Oggi iniziamo con gli acquisti di ottobre e partiamo subito a bomba con un Black Series di Star Wars. Ragazzi, Qui-Gon in versione fantasma della serie di Obi-Wan Kenobi. Ciao ragazzi, qualcosa di epico. Mi mancava anche Qui-Gon in action figure. Questa comunque è devastante e godo. Partiamo a bomba. Poi per chiudere diciamo il corredo Play 2 Silver, memory card PlayStation 2 Silver, ho il controller, ho la Play, ho tutto, mi mancava la memory card ed è arrivata pronta per essere usata raga. Strarigodo 3 euro. Poi Funko Pop, questo l'ho preso più per il meme, nel senso più per chi interpreta questa cosiddetta donna delle meraviglie. Barbie Gold Disco, peccato che insomma non è proprio Margot, però l'idea che sia Margot già mi rende tutto più bello, l'ho preso, vaffanculo, silenzio. Eccoci qua. Funko Pop da 10 euro, si possono anche prendere. Poi Funko Pop anche questo da 10 euro, visto che mi mancava il mio personaggio Disney preferito, Goofy, Pippo, perché se Topolino si fa le topoline, se Paperino si fa le paperine, che cazzo si fa Pippo? Purtroppo sì. Avete capito? Godo. Due proprio da 10 euro che però dominano la scena, mi dispiace. Lo dico e lo ribadisco. Poi abbiamo, sapete che colleziona anche Dragon Shield per Magic, Olive, o come cacchio volete voi. Mi mancava e l'ho preso. Un colore bello, non incredibile, non è tra i miei preferiti in assoluto, però se le voglio tutte me le devo pigliare. Olive, ascolane e si gode. Scusate ragazzi, la deficienza è massima. E poi torniamo a una vecchia, come si dice, una cosa vista addirittura forse negli acquisti di agosto, ma mi sono pigliato, mi sono trovato a un prezzo stracciatissimo, un'altra collector di The Lord of the Ring per avere il terzo anello, più il quarto che vabbè è quello stampato in One Ring, e mi sono preso anche questo. Raga, un saluto dal Comandone Veneziano. Gli acquisti di ottobre cominciano forse un po' in sordina rispetto al solito, ma io godo. E se io godo, noi godiamo, tutto il mondo può godere. Raga, ci becchiamo con i prossimi acquisti. Ciao! Bella raga, andiamo avanti con gli acquisti comediani. Ci sono un po' di robette, ma tutte robette veramente prese a prezzi stracciati, che sapete quando ho l'offerta su Amazon vado a bomba. Cominciamo con un soundtrack Bohemian Rhapsody, presa a nulla, non poteva mancare la collezione comendiana. Andiamo avanti, adesso abbiamo solo DVD e Blu-ray, anzi un solo Blu-ray. Questo è un filmetto offeso a 7 euro, ma mi dà un bel ricordo. È un film che quando l'ho visto, quando lo davano anche su Sky, è un periodo bello particolare della My Life in the World Patchwork is Here, scusate l'inglese perfetto, e quindi l'ho preso a 7 euro. La verità è che non li piace abbastanza, filmetto commedia così alla cazzo, ci sono tante fighe comunque, però carino, l'ho preso, ma ricordo soprattutto per i ricordi. E poi abbiamo, come ho preso l'altro anno per le commedie italiane di Bolli, De Sica e quant'altro, una seconda parte degli acquisti che ho fatto già l'anno scorso. Allora, aspetta un attimo. Questi diciamo che sono quelli meno belli, quasi tutti, però comunque non possono mancare nella collezione del Kuma. Anni 90, parte 1. Anni 90, parte 2. Questi sono dei film che, secondo me non sono stati top, anzi tutt'altro. Poi, Sognando la California, anche questo niente di devastante. Vacanze di Natale 91, questo non è male, con il grande Albertone Sordi. Scusate un attimo, così almeno abbiamo anche la carrellata. Eccoci qua. Boom. Poi abbiamo Vacanze di Natale 90, che questo è carino, ma sicuramente sia il 90 che il 91 inferiori agli altri. E questo invece è molto molto carino, Vacanze in America, forse il mio preferito tra questi, diciamo, di questa generazione o comunque di questi acquisti. Eccoci qua. Quindi un po' di DVD l'ho speso in tutto tra 7, 12, 25 euro, mi sono portato a casa tutto questo, non è sicuramente male. Raga, sotto il comandone ci becchiamo per i prossimi acquisti di ottobre, che saranno acquisti un po' sottotono, ma perché ci sarà un novembre e un dicembre con una chicca che comincerò, non è che comincerò una nuova collezione, ma porterò sul canale qualcosa di incredibile. Dico solo 3 parole: calcio,
miniature, realismo. Alla prossima, ciao! Ragazzi, acquisti veloci perché è tardissimo. DVD Memento edizione speciale 2 dischi e si gode, ragazzi. Eccolo qua. E per la collezione Dragon Shield col colore lime, perché è lime, ragazzi, no lime ma lime. Veramente tanta robetta. Buono, raga. Acquisti un po' in sordina, perché, ragazzi, i pezzi forti arriveranno secondo me novembre e dicembre e lo mettiamo insieme a tutti gli altri Dragon Shield. Una collezione importante, raga. Alla prossima, ciao. Raga, andiamo avanti con gli acquisti. Scusate, di ottobre oggi arriva un action figure che sinceramente mi gasa, perché il mio film preferito di Indiana Jones è un'attrice che all'epoca disturbava i sogni del barchetto o del cume o del cui volete voi. Indiana Jones, dottoressa. Scusate, ragazzi, vabbè, che bello iniziare il video così. Oddio, Elsa Schneider. Eccolo qua con il Santo Graal. Veramente un'attrice, insomma, abbastanza carina per non essere più volgarotti. Tanta roba. E niente, raga, adesso deve arrivarmi anche il papà di Indiana, così chiudiamo le action figure che volevo di Indiana Jones. Cosa abbiamo qua di bello? Beh, intanto abbiamo il Graal e godo. Vabbè, il film più bello in assoluto di Indiana Jones. Abbiamo una testa, ok, madonna. Qua abbiamo gli occhialini, la base e ok, e qua però abbiamo, oh madonna, un po' inquietante direi. Ragazzi, tanta robina, però figa anche in action figures, mamma mia, bellissima. Lei voleva solo il Graal, sì, ciao, sperava solo di beccare il Graal, oltre che il corpo di Harrison Ford. Mamma mia, scusate, ma mi è andato per traverso la saliva, ciao. E niente, raga, io penso che la metterò proprio in maniera classica col Graal in mano, per non dire altro. Eccoci qua. Ecco, vediamo se riusciamo a tenerla così. Comunque sarà, diciamo così, messa in maniera molto semplice. Molto bella, ragazzi, anche questa veramente sono delle action figure veramente stupende, cioè per il costo soprattutto, costano poco e la resa è tanta. Molto bello. E te la godi, raga. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Adesso la facciamo vedere però esposta. Eccoci qua, ragazzi, bella come il sole, la dottoressa Elsa con in mano, cosa avete capito, ragazzi? Il Santo Graal, e si gode. Ragazzi, altri acquisti comendiani. Allora, in velocità, perché ho 4 minuti di batteria e poi sono senza voce perché vengo da Venezia, Parma e Genoa Mile. Qua abbiamo i DVD I Love NBA, diciamo la prima stagione, quindi i primi 16 DVD. Eccoli qua sul cofanetto, eccoli qua. Poi presi a un prezzo stracciato, però purtroppo senza cofanetto, la seconda stagione di I Love NBA numero 2. Ecco qua abbiamo due Dragon Shield, due verdi, abbiamo lo smeraldo, molto bello, molto erotico anche, se così si può dire, e l'eucalipto con la scatola però un po' danneggiata, però è molto bello. Quindi, raga, eucalipto e smeraldo, I Love NBA 2, I Love NBA 1. Raga, un saluto, ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti di ottobre. Possiamo dire che sono gli acquisti, ma stanno dominando film e musica, quindi CD barra dischi e Blu-ray barra DVD. Tanti film anche veramente
ne ho approfittato come si dice, con le promozioni, con le offerte del 10 e 11 con Prime. Andiamo subito, partiamo a bomba con Inception e si gode. Minority Report, Tom Cruise, Steven Spielberg e si gode. Quasi tutti presi a 6,99€, addirittura certi a 5, tra cui proprio Minority Report. Il pianista con Adrien Brody, attore che amo. Film cult con Hayden Christensen, rivalutato, Jumper, Senza confini. Se la trilogia prequel, insomma la trilogia prequel adesso sembra tipo da Oscar se paragonata alla trilogia sequel di Star Wars, quindi non lamentiamoci. Lincoln. La trilogia di Beverly Hills Cop. 8€ ragazzi, 3 film. Ma ce n'è uno preso a 9€ che è ancora più vantaggioso. Wonder Woman 84 e Wonder Woman normale con Gal Gadot. Sì, Gal Gadot, insomma, una delle gnoccolone più devastanti di Hollywood. E poi questo è per il Bode. Arma Letale Collection. Tutti i film a meno di 10€, cioè pazzesco. Quindi tanta bella robina portata a casa. Poi andiamo con i CD. Abbiamo questo che sembra un vinile, ma in realtà è un CD. Zerofobia a 5,99 ragazzi. Non potevo non prenderlo, che lo cercavo da tempo. A questa cifra è strapreso proprio. Ciao. Poi 15€ e di solito costa anche di più. Praticamente un bootleg, Venezia Night, Pink Floyd, praticamente il concerto di Pink Floyd fatto a Venezia nell'89. Tanta roba, non si sente neanche male per essere un bootleg e si gode. Ciao. Poi abbiamo questa, diciamo, la sono ascoltata. Sono 2 o 3 canzoni belle, però ho voluto prendere il CD anche perché comunque è qualcosa che non è solo per il piacere della musica. Devo dire che spaziando anche nel moderno trovi qualcosa di bello si trova. Amy Winehouse, Back to Black, tanta roba ragazzi, ma questo diciamo è un disco che non rispecchia i giorni nostri o comunque gli anni, cioè 2011-2012 se non ricordo, ma tanta roba per un artista che purtroppo ci ha lasciato, però ha fatto comunque un disco che sicuramente ricorda più gli anni, insomma non sicuramente questi anni, ecco, come intensità, sonorità e quant'altro. E poi questa è una colonna sonora che ho trovato incredibile a un prezzo folle, 9€, secondo me è pochissimo, perché per l'epicità e la storicità, lasciatemi questi termini un po' curiosi, rispetto alla legge 6 finito Robocop, tanta roba. Buono, questi di ottobre andati, mancano proprio 2 o 3 cosine, ma ci siamo ormai, anche l'ottobre se ne sta andando alla grandissima. Ragazzi, gli acquisti comendiali continuano con 2 robine un po' curiose, ragazzi. Sul sito della Mulino Bianco mi sono preso il baiocco, che è il mio, dedicato a Bacotto, che sono io, e il galletto per la Chiaretta, dedicato a Chiaretta, vabbè, insomma gli ho messo un soprannome suo. E quindi niente, i due biscottoni cuscino sono qualcosa di incredibile. E visto che ci siamo, facciamo vedere delle robine arrivate con la, come si dice, sì, il 10 e 11 con gli sconti Prime Video, Prime, tutto Prime Amazon. Ora abbiamo qua, eccola qua, The Dark Side of the Moon, Redux, lasciatevi la scelta, Roger Waters, Ruggero Acco per la cronaca. Una versione di Dark Side of the Moon, vabbè, l'ho ascoltata, niente di mostruoso, però ho sentito anche di peggio nella mia carriera e va bene, insomma. L'ho preso più per collezione, ovviamente, niente di devastante. Poi The Man with the Iron Mask, bellissimo, film strepitoso che io amo tantissimo e con una sonora che forse è ancora più bella del film. Poi abbiamo 2 film che sono l'opposto l'uno con l'altro, presi entrambi a 5€, quindi 10€ 2 film, uno storico, un film diciamo normale con forse una delle più belle colonne sonore della storia, almeno per quanto riguarda il cinema italiano, e uno invece che è un vaneggio
l'ho preso perché mi ricorda un periodo che guardavo film così, infatti deve arrivarne anche un altro. È un film un po' del cazzo, ecco, però per quella cifra va bene. Questo è un film storico, metti una sera a cena, ripeto, un film un po' così, nel senso, non dico pesante, però è un film di quegli anni là, quindi particolare per l'epoca, insomma, fu un film anche, non dico scandaloso, però particolare. E però con la colonna sonora più bella della storia, per me, metti una sera a cena di Ennio Morricone, è qualcosa di devastante, c'è anche la colonna sonora ovviamente in CD e si gode. E poi questo, Porky Hospital, è praticamente un film vaneggio che però me lo sono preso, punto, ciao. Nel senso, a 5 euro è un film, è proprio una commedia in stile l'aereo più pazzo del mondo, che roba è là, tra virgolette, cioè anche se quello è chiaramente un film cult, è tutta un'altra roba. Però così a 5 euro l'ho preso e vaffanculo. A volte la collezione merita anche dei film un po' cazzoni. Raga, ci becchiamo per i prossimi acquisti di ottobre. Beh ragazzi, andiamo avanti con gli acquisti cumendiani, cambiamo sempre location, nel senso posizione di registrazione, andiamo, abbiamo già anticipato prima, con Blu-ray, l'aereo più pazzo del mondo, questo è un film cult, cioè niente a che vedere con Porky's Hospital, quello che è, questo è proprio un film insomma da avere perché è una chicca della comicità e dell'ironia di quel tempo, ecco, e si gode. Poi abbiamo un cofanetto di tutto rispetto, anzi devastante. Genesis BBC Broadcast. Tanta roba. Sono ben 5 dischi che sono praticamente di vari concerti. Night Ride, Paris e tanti altri, insomma, tanta roba. È fatto anche bene. Adesso vediamo di aprire, datemi un attimo la confezione. Allora, ce la faremo forse. Eccoci qua. Si presenta anche bene. Lo mettiamo un attimo giù però perché sennò faccio un po' fatica. Ecco. Vai. Eccoci qua. Qua abbiamo. Aspetta un attimo. Datemi un momento. Allora. Questa è una specie di libro bello con le foto dei concerti, insomma un po' di roba, insomma ti spiega un po' i concerti, le varie robe. E questi sono i CD, eccoli qua. Molto molto belli. Perfetto. Poi abbiamo questo, ho dovuto prendere perché non trovo più l'alimentatore dell'Xbox One, che devo provare alcune cose, eccola qua. Ho dato un cacchio, speriamo bene, anche perché non trovo quello ufficiale. E poi questi che farò subito l'unboxing. Dico già, non conosco Doctor Who, ma parliamo di Magic e ho preso 2 mazzi Commander per avere, diciamo, un qualcosa anche di questa collezione, visto che ormai le voglio fare tutte, l'abbiamo capito. La povertà è dietro l'angolo. Raga, saluto il comandone veneziano. Gli acquisti di ottobre sono quasi finiti. Robine un po' particolare e i cuscini dominano la scena. Ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti cumendiani. Facciamo vedere che abbiamo preso le luci, diciamo quelle RGB, anche per, diciamo, le bacheche. Qua ho anche modificato, ho messo i videogiochi, quelli sono in bella vista perché non ha senso non mettere i videogiochi, diciamo, in bacheca. Ho spostato i DVD invece in salotto perché comunque ho già i Blu-ray, eccoli qua. Andiamo a vedere tutti questi giochi che ho voluto mettere in esposizione, ecco, quindi molto molto bene. Poi anche qua ho messo le luci, diciamo, RGB che fanno un effetto che praticamente c'è un circolo di colori, ecco. Lasciatemi questa, diciamo, affermazione un po' così. Qua lo stesso, e possiamo vedere come i colori ogni tot cambiano appunto tonalità. Stiamo qua, eccoci, adesso siamo a un blu, dopo non so come renda, proviamo a chiudere tutto ma si vede un po' da schifo così, ok, però comunque cambiano i colori, eccoci qua, e stessa cosa qua. Adesso a breve arriverà il video con la postazione comendiana,
proprio un tour completo su tutto quello che riguarda lo studio Kumendiano. E ok. Ragazzi, andiamo a chiudere il mese di ottobre con sempre tanti film, comunque film e dischi, musica e cinema hanno dominato il mese. Però c'è anche qualche altra chiccona e anche un videogioco abbastanza importante. Allora io direi di partire con un bel CD, una collection di uno dei miei compositori preferiti di colonne sonore, Vangelis The Collection. Questo forse è una delle più belle raccolte del signor Vangelis, che non è Pavlidis, ovviamente. 2 CD, tanta roba per capolavori mostruosi. Guarda, possiamo citarne alcuni. Conquest of Paradise, Steal from Chariot of Fire, Blade Runner, Mondiali 2002, che invece quella Voice, Heim, se sbaglio pronuncia chiedo venia, Missing, Love Them from Blade Runner, cioè tutte praticamente ci sono, è impossibile trovare una colonna sonora non bella di questo capolavoro, di questo genio della musica. Poi abbiamo un film preso ovviamente in steelbook perché meritava secondo me, Barbie, molto film che mi è piaciuto, bello, insomma, momenti particolari, momenti invece cioè anche di significato, perché non è un film superficiale come può sembrare. Poi vabbè c'è Margot Robbie, sapete io sono, come si dice, questa donna, ok, la comandina al primo posto, però insomma Margot è al secondo. Poi abbiamo 2 filmetti invece da Disney, appena arrivato Elemental, bellissimo, sti film qua, anche se Inside Out, Up, vabbè, Toy Story, tutto quello che è Pixar mi sta gasando all'ennesima potenza, e godo, perché il godimento è importante. E Cars, ho preso il primo intanto, perché il secondo era in inglese, il terzo sì, però intanto ho preso il primo, poi recupererò anche il secondo e terzo, va bene, così pesi a poco. Poi vabbè, il bombone, non potevano arrivarmi, Spider-Man 2, PlayStation 5, e godo. Questi sono giochi che non porterò ovviamente sul canale, me li godo tranquillamente. Poi visto che non è che ho iniziato una nuova collezione, sono sempre piaciuti, però me ne sto portando a casa qualcuno in più per avere anche le scorte. Dopo il joystick o joypad o come volete voi, o controller di Starfield, eccolo qua, bellissimo. Mi sono pigliato anche questo, versione gold, che andiamo a vedere. Io amo questi colori qua, poi il gold per me, insomma, mi piace tantissimo, ed è tantissima roba, signori, gold, e si gode, raga. Buono, un saluto dal Commendatore Veneziano, abbiamo chiuso anche con gli acquisti di ottobre. Novembre sarà un mese devastante, perché ci sarà la Games Week, e il Cume c'è. Ciao!